La barzelletta di Geppo. E a proposito di donne grosse, la barzelletta parla proprio di questo. Allora, c'è una donna molto grassa che un giorno va al bagno e rimane incastrata nel sedile della toilette. Ecco. Allora comincia a strillare e chiede aiuto al marito. E il marito arriva, prova a tirarla fuori, ma niente, è rimasta incastrata sull'asse del water, no? Allora decide di chiamare i pompieri. Ma quando stanno per arrivare si rende conto che non può lasciare che i pompieri vedono sua moglie tutta nuda. Allora che fa? Pian cappello da cowboy che c'ha lì a portata di mano e gli copre le parti intime. Mo' come arrivano i pompieri, trovano questa incastrata e il capo dei pompieri comincia a osservare tutta la situazione, si avvicina al water, prova a tirare, niente, studia ancora pochi secondi la situazione, poi chiama il marito da una parte e gli fa così: mi scusi signor Rossi, fatica, che potremmo fare? Allora, penso che sua moglie riusciremo a tirarla fuori facendo leva con un piede di porco, ma purtroppo per cowboy non c'è più niente da fare. La sveglia dei gladiatori. La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suona Roma. Ora tu mi devi dire perché questo aveva un cappello da cowboy lì a portata di mano. Perché è stato perché l'anno scorso è stato in Texas. Dov'era? Al Long Wild West? Dove stava? Dai, su.